Ciao, sono Riccardo di Osteria Kobuta. Preparo un taco in versione fusion sardo-giapponese con wagyu shabu shabu, salsa yogurt allo yuzu e belga rossa teriyaki. Faremo delle ricette utilizzando il wagyu, quindi il manzo giapponese conosciuto per la sua grande infiltrazione di grasso. Nello specifico utilizzeremo un prodotto della prefettura di Hyogo. Conoscerete, immagino, Kobe, che è la prefettura più importante, o meglio la più famosa dove viene prodotta la carne di wagyu. Abbiamo il taglio, il ribeye, ovvero la parte diciamo senza osso della costata. L'altro pezzo di carne che abbiamo proviene dalla prefettura di Hokkaido, quindi nord del Giappone, l'isola più grande più a nord, zona fredda. E abbiamo qua come taglio lo strip loin, ovvero il controfiletto, la parte della lombata privata dell'osso. Per realizzare un dashi tradizionale giapponese servono esclusivamente 3 ingredienti: uno è l'alga kombu, il katsuobushi e dell'acqua. La ricetta prevede 1 litro d'acqua, 10 grammi di alga kombu che va messa subito. Il katsuobushi invece va messo a fine cottura quando il brodo è pronto, quindi metto il katsuobushi una volta che il brodo è terminato a fuoco spento. Nel mio caso il nostro dashi sarà arricchito da dei vegetali: sedano, carote e cipolla. Mettiamo sul fuoco e facciamo partire il brodo. Prepariamo la salsa teriyaki. Se non volete farla in casa potete anche comprarla, noi la facciamo così: mettiamo 100 g di brodo dashi, 100 g di zucchero e 100 g di salsa di soia. La salsa teriyaki non è altro che una sorta di caramello salato alla salsa di soia. Mettiamo sul fuoco, facciamo ridurre fino ad arrivare al punto di caramello. Prepariamo anche la nostra salsa yogurt. Questi sono circa 200 g di yogurt greco, il succo di mezzo limone, un cucchiaino di zucchero, un cucchiaino abbondante di buccia di yuzu, pizzico di sale e una bella mescolata. Mettiamo della belga rossa, facciamo un taglio a julienne, mettiamo a bagno in acqua e ghiaccio. Per il nostro taco utilizzeremo il nostro wagyu, la varietà wine, quindi le bestie vengono allevate e nutrite con le vinacce. L'azienda che le produce è anche diciamo l'azienda che produce del vino, quindi hanno diciamo il prodotto in casa ed lavorano in maniera anche loro molto etica. Rifilo la carne per utilizzare la parte bassa che sta vicino all'osso per tagliarmi la carne. Per il nostro taco Sardinian style utilizziamo una spianatina sarda, la nostra salsa teriyaki, la nostra salsa di yogurt allo yuzu e per finire la nostra belga rossa che vado a condire con la salsa teriyaki. Una bella mescolata in modo da condire alla perfezione la belga. Ci serve quindi il nostro brodo che è già pronto in piena ebollizione, la nostra carne tagliata sottilmente, ricorda un po' il taglio sashimi, quindi leggermente spessa. La cottura è molto semplice: shabu shabu significa è un'onomatopea, quindi è l'equivalente del nostro ciaf ciaf. Tuffiamo la carne nel brodo, la teniamo al suo interno per circa 10 secondi. Questo è il risultato. Mettiamo la carne shabu shabu, bella abbondante, la nostra salsa yogurt allo yuzu, giochiamo un po' con le acidità, con le freschezze, quindi salsa yogurt col limone, ho accentuato l'acidità col succo di limone e la buccia di yuzu mi dà la parte aromatica. Terminiamo il piatto con la belga rossa, la salsa teriyaki. Ho scelto la salsa teriyaki perché la belga ha una nota amara molto gradevole, però è bene accompagnare con qualcosa di dolce, quindi nel mio caso la salsa teriyaki. Il piatto è finito, voilà! Il wagyu che ho utilizzato per questa ricetta lo trovi su eatmeat.it.